Aspettavamo che le luci calassero per cominciare questa stupenda, vi assicuro, sarà una stupenda serata concerto. Direi subito di invitare il sindaco di Villorba, Marco, e l'assessore, la dottoressa Rosso. E direi, senza tanti preamboli, di dare la parola immediatamente al sindaco, che penso abbia parecchie cosettine da raccontarci. Buonasera a tutti intanto, grazie Roberto, grazie ai solisti di Radio Veneto 1 per aver collaborato anche quest'anno a organizzare questa serata. Benvenuti, insomma siamo a fine anno, quindi è un momento di bilanci, no? Si fa così di solito, augurandosi qualcosa anche per il futuro, per l'anno nuovo. Tutto sommato devo esprimere comunque un sentimento di positività. E sono un po' di anni che non lo faccio in maniera così diretta, però quest'anno ci sono stati dei bei segnali per la nostra comunità, bei segnali per il mondo anche delle amministrazioni locali e per quanto piccoli vanno comunque colti. E quindi anche quest'anno siamo riusciti a mantenere tutti i nostri servizi, tutti i nostri programmi. Siamo riusciti anche a concludere un lavoro che aspettavamo da 2 anni e mezzo, quindi a consegnare un nuovo servizio culturale alla nostra collettività con l'apertura della nuova biblioteca. Ma siamo anche riusciti, è proprio una notizia di pochi giorni fa, a raccogliere 4 milioni di contributi pubblici quest'anno. Sono 3 milioni 9 e 80. Sono una cifra che mai il nostro comune ha raccolto dal dopoguerra ad oggi e che ci riempie di particolare orgoglio. Abbiamo un piano delle opere pubbliche da 7 milioni e mezzo per l'anno prossimo. C'è un sacco di investimenti sul nostro territorio e vuol dire un sacco di aziende che lavoreranno nel nostro territorio. E questi, scusate, ma dopo tanti anni di difficoltà sono veramente dei gran bei segnali. E il fatto che questi denari arrivino da enti superiori, quindi da Europa, dallo Stato, dalla Regione, ci fa anche pensare che insomma tutto sommato il lavoro dai nostri uffici sia stato fatto in maniera corretta, proficua e che anche la programmazione che abbiamo messo così in piedi in questi anni sia riconosciuta anche da questi enti superiori e quindi anche questo insomma inorgoglisce sicuramente la Giunta e anche il Consiglio con i consiglieri di maggioranza e anche di minoranza che fanno il loro lavoro anche loro, perché insomma abbiamo un ente che funziona. Guardate, l'unico neo di fine anno, ne parlo solo perché magari tanti di voi l'avranno letto sui giornali, eccetera, è una polemica del tutto strumentale, però voglio sgombrare il campo. Sono 2 o 3 giorni che si divertono a dire che pare che a Villorba si facciano dei concorsi truccati per assumere delle persone. Guardate, se sapeste le modalità con cui vengono fatti i concorsi pubblici, cioè è sostanzialmente, è impossibile pensare che sia in qualche modo orientabile una procedura di selezione pubblica, è veramente impossibile. Abbiamo avuto la fortuna di avere su 34 candidati per una funzione direttiva della polizia locale degli ottimi candidati che volevano venire a lavorare per noi. Lo si sapeva che erano ottimi candidati, perché? Perché hanno partecipato a tanti altri concorsi e si sono sempre piazzati nei primi posti. Quindi averli visti 3 candidati nel nostro concorso, insomma, faceva piacere perché siamo sicuri di portare a casa 1, forse 2 ottimi elementi. Tutto qua, questo è quello che è successo. Ma sapete, quando si va a fare una gara o una partita a calcio, con tutto il rispetto per il Villorba, una partita contro la Juventus, credo che difficilmente Villorba possa uscire vincitore dal campo da calcio, no? Se riesce a fare un gol, salva la bandiera e ha fatto il suo risultato. Ecco, questa era la situazione che si è creata in questo concorso. È andata così, quindi sgombriamo queste malignità di chi ci vuole male, ancora qualcuno evidentemente c'è, e guardiamo positivamente al 2019. Come vi dicevo, tanti, sì adesso ho finito, siete qua per sentire la musica, non per sentire me.
tanti progetti in corso, qualche assunzione, quindi anche forze nuova linfa che arriva in comune, e quindi tutto questo ci fa ben sperare. E quindi non posso che augurare a tutti un buon 2019. Buonasera a tutti, sarò velocissima. Volevo ringraziare davvero tutti, Roberto Ghizzo in primis, i musicisti che ormai li conosciamo da anni e sono veramente degli artisti di grande qualità. Ringrazio Nadia di Radio Veneto 1 per il supporto che ci dà sempre, il nostro ufficio cultura, tutti i volontari della squadra di emergenza che ad ogni evento ci permettono appunto di goderci la serata in sicurezza. Saluto le autorità qui presenti, abbiamo il viceprefetto Paola De Palma, il colonnello Nicoletti, colonnello dei Carabinieri dei NAS, la provincia di Treviso con Giancarlo Datos, Daniela Zambon, presidente di Casamarani, tutti i consiglieri comunali di Villorba qui schierati qui davanti, e ringraziamo anche il dottor Michele Gottardi per l'amicizia e la collaborazione durante questo evento. E il vice sindaco, no, per ultimo, perché il nostro vice sindaco è la nostra esatto, il vice sindaco Giacinto Bonan, e tutti voi presenti davvero. Speriamo che il 2019 parta molto bene, ma credo che con la musica che sentirete questa sera sarà veramente dolce risvegliarsi nel 2019, perché sono davvero bravi. Grazie Roberto. Grazie a voi. Io direi di far entrare i solisti di Radio Veneto 1 immediatamente, perché siamo andati un po' avanti con il tempo per colpa nostra. Signore e signori, i solisti di Radio Veneto 1. La novità di quest'anno è che la nostra radio ha cominciato ad operare anche con l'orchestra in versione filarmonica, non più come orchestra da camera ma anche come orchestra filarmonica. E la nostra è un'attività di didattica musicale a scopo educativo, cioè cerchiamo di portare la cultura tra la gente e la gente alla cultura, con estrema grazia. Non abbiamo nessuna pretesa di essere il non plus ultra del non plus ultra, no, siamo solo gente che fa il proprio lavoro con dignità e con serietà, e siamo aiutati dalla crema della crema, questo sì, dei professionisti del Veneto. Qui presenti avete i migliori musicisti che ci sono sulla piazza, se così si può dire. Primo brano, mi ero preparato una pappardella, ma a questo punto tagliamo. La Gazzaladra di Rossini. Chiamo a dirigere il maestro Giorgio Ossini, un'altra persona che ha creduto a questo nostro progetto. Buon ascolto e grazie.
La Gazzaladra è un'opera che dura quasi 3 ore, un'opera in 2 atti, e è pochissimo rappresentata, però la sua overture è più conosciuta dell'opera. Io credo di aver consumato 33 giri della Gazzaladra perché andava a ripetizione. Bene, continuiamo questo nostro programma. Il concerto per violino e orchestra in Mi minore opera 64 di Felix Mendelssohn fu e rimane uno dei brani sempreverdi o evergreen, come si dice, del periodo romantico, caposaldo della letteratura per questo strumento. In epoca romantica era usuale la collaborazione tra il compositore e l'interprete, e anche questo concerto rispetta questa regola. Mendelssohn stesso scrive all'amico violinista Ferdinand David: vorrei proprio scrivervi un concerto per violino per il prossimo inverno. Ne ho in testa uno in mi bemolle, il cui inizio non mi lascia un minuto di pace. Dopo un anno circa risponde così al violinista che lo incalza: è molto gentile da parte vostra reclamare da me il concerto, e io ho il più vivo desiderio di scriverne uno, ma il compito non è semplice. Voi lo vorreste brillante e come credete che uno come me lo possa. Il primo assolo deve essere tutto nella tonalità in Mi. Mendelssohn forse era condizionato dal suo primo tentativo nel genere, il concerto di Re minore, scritto solo di 13 anni, in cui manifesta l'impronta bachiana, anche se appare già smaliziata la conoscenza dello strumento. Alla fine l'opera fu completata durante un soggiorno di convalescenza e continuamente perfezionata prima di darla all'editore per la stampa. Mendelssohn riuscì ad ascoltare il suo concerto, un autentico capolavoro, nell'esecuzione del giovane Joseph Joachim, solo un mese prima di morire. Di Felix Mendelssohn, concerto per violino e orchestra in Mi minore opera 64, nei tempi allegro, molto appassionato, andante, allegretto non molto vivace. Vi preghiamo di avere la più cortese attenzione a non interrompere con applausi i magici momenti di concentrazione tra un tempo e l'altro. I solisti di Radio Veneto 1 con un grande violinista, non è più un ragazzo, è un professionista ormai affermato, Paolo Tagliamento. Buon ascolto.
Paolo Tagliamento suona uno strumento, un Rogeri del 1701, già strumento di David Oistrakh, uno dei più grandi violinisti del Novecento. Con questo concerto ha vinto il premio Lipitzer pochi anni fa, primo italiano dopo 34 anni di questo premio, che esisteva questo premio, primo italiano a vincerlo. Ma non ha vinto solo quello, ha anche vinto, c'è 5 altri premi speciali. Questo sia un ragazzo che merita un altro applauso per la sua. Siccome è un ragazzo anche impegnato sul sociale, domani pomeriggio, per chi volesse riassaporare la bellezza, della vera bellezza, dell'autentica classe, è a Palazzo dei 300 a suonare per beneficenza. Farà 2 turni perché ci sono soltanto 100 posti, mi pare alle 16 e alle 18. Vi aspettiamo numerosi perché anche diciamo, queste attività vanno accompagnate con generosità. Adesso c'è una sorpresa, perché con il comune di Villorba ogni anno, da qualche anno a questa parte, promuoviamo la cultura, perché l'operazione di Radio Veneto 1 è quella di promuovere la cultura, di fare cultura e di fare del proprio meglio. Tutto sommato non me ne lamento perché siamo l'unica radio in Italia, una delle poche che svolge attività di interesse, di informazione di interesse generale, e siamo l'unica in Italia che ha la sua orchestra filarmonica e la sua orchestra da camera. E non ci confrontiamo con l'Italia, ci confrontiamo con tutte le più grandi radio d'Europa. Artisticamente io credo che questi signori non siano nulla di meno di qualsiasi orchestra, si confrontano alla pari tranquillamente con qualsiasi orchestra delle grandi radio d'Europa. Io credo che meritino un grande applauso. Stavo dicendo che il 10 di gennaio ci sarà il primo dei quattro concerti d'inverno e abbiamo un ospite d'eccezione, lo sanno in pochi, forse non lo sa nemmeno l'assessore alla cultura. Abbiamo Massimo Scattolin che viene a presentarci un brano, suonerà assieme al maestro Giuseppe Barutti, ma per fare promozione alla sua serata assieme al maestro Barutti faranno una serata di violoncello e chitarra. Abbiamo Massimo Scattolini che ci presenta un brano. Massimo sta arrivando. Così diamo un attimo di respiro anche all'orchestra. Il brano che ci presenta il maestro Scattolini è di Isaac Albeniz ed è uno dei più importanti del repertorio chitarristico, anche se a non del vero in origine era stato scritto per pianoforte. Il nome Asturias è stato dato postumo dall'editore tedesco Hofmeister. Nonostante il nome, questa non è la tipica musica folk della regione spagnola settentrionale delle Asturie, ma piuttosto quella delle tradizioni andaluse del flamenco. Molti hanno attribuito la prima trascrizione per chitarra a Francisco Tirrega,
ma probabilmente è di San Severino Garcia Fortea. Sarebbe quella di André Segovia, sebbene quella di André Segovia sia la più celebre. Massimo Scatolini per voi, grazie.
Ecco, avete un'idea di cosa vi aspetta il 10 di gennaio assieme al maestro Barutti, primo violoncello dell'orchestra, in una serata di musica davvero particolare. Continuiamo con il nostro programma con un brano notissimo. È un capolavoro che ha fatto la fortuna di un figlio d'arte. Il papà era un affermato e ben noto compositore e direttore d'orchestra e proprio non voleva sapere di avere un figlio musicista. Per il figlio avrebbe preferito la più tranquilla e sicura carriera di bancario. A sostenerlo fu la mamma. Johann Strauss Jr. studiò infatti sotto la guida del primo violino dell'orchestra di suo padre, Johann Strauss Senior. Quando quest'ultimo lo venne a sapere, non esitò a scaraventare per terra il violino del figlio, mandandolo in 1000 pezzi. Ma andare in pezzi fu anche il matrimonio tra Strauss padre e la moglie Anna Streim, apertamente schieratasi con il figlio. Ne valse la pena. Alla metà degli anni 50 dell'Ottocento Johann Strauss Jr. era già definito il miglior compositore di valzer contemporaneo e in breve ottenne una fama ed un prestigio tali da incoronarlo signore indiscusso della musica da ballo del tempo. Di Johann Sebastian Strauss figlio, Anders Schonen Blauen Donau, sul bel Danubio blu. Esegue la Filarmonica di Radio Veneto 1 diretta dal maestro Giorgio Sili. Buon ascolto.
Ho dato cenno prima del concerto del 10 gennaio 2019, il 2 inedito, chitarra e violoncello, ma devo ricordare anche il concerto del 17 gennaio, pianoforte e bel canto con il maestro Giorgio Sini al pianoforte e Diletta Veronese soprano, è qui presente in sala, merita un applauso di incoraggiamento, l'applaudiremo. L'applaudiremo il 17 gennaio, dopodiché il 29 gennaio un duo, non c'è questa sera Martina De Luca, è una violinista della nostra squadra. Come vedete ci sono i senatori, grandi professionisti, gli intermedi li chiamo io, altrettanto grandi professionisti e moltissimi giovani. Questi sono i talenti più talenti che abbiamo e che ci sono e che invito molto volentieri e che ringrazio come ringrazio anche diciamo i senatori, per dare modo ai ragazzi di spingere e di trainarli, diciamo con reciprocità, la nostra grande musica, la nostra grande scuola, perché non lo sapete, ma questi musicisti appartengono alla scuola grande di musica veneta. Paolo mi scriveva dalla Germania, il direttore ci ha chiesto di fare la giga alla veneziana, scrivo testualmente, perché questa musica nasce là, ed è la verità. Un contrabbassista che non c'è questa sera è andato in Scozia a fare un corso di perfezionamento da un russo che gli ha insegnato l'arcata veneto-russa. Noi altri inventiamo, gli altri a vende. Penso... Chiedo scusa di questo intermezzo, ma questa è la grande espressione della musica veneta, la scuola numero 1 del mondo, perché è stata la prima scuola del mondo. Gli altri hanno copiato tutti. A noi hanno detto che qua cultura non si mangia, gli altri invece con la cultura hanno fatto quello che hanno fatto e che vediamo. Non è giusto lasciare la cultura come la stanno lasciando. È giusto fare qualcosa, noi possiamo permetterci questo e lo facciamo con tutto il cuore molto volentieri e siamo noi ad applaudire voi e a ringraziare voi di essere presenti a queste serate. Detto questo, il brano conclusivo. Rimaniamo sul leggero, classico ma leggero, con la marcia di Radetzky. Una marcia notissima con la quale di solito ci si fa gli auguri di buon anno. Direi che non c'è null'altro da aggiungere, ho parlato anche troppo. Buon ascolto e grazie ancora.
Filarmonica di Radio Veneto 1. Buon anno! Piccola sorpresa al tema, forse sapete tutti di chi si parla, di chi è e chi è questo grande compositore.
Volevo ringraziare, grazie, tutto il pubblico presente, il signor Sindaco. Grazie a lei, maestro. Grazie a tutti. La presenza e ringrazio naturalmente il nostro sovrintendente che ha voluto poi questa cosa, Roberto Vizzo. Grazie. Posso trovare una piccola sorpresa. No? Ah, No. no. Non la voglio. La cialda non lo voglio. Giacchetta? Maestro Zanchetta. Questo non è preparato. Adesso ve lo dico in veneto. Sono 3 anni che domando a Cialda de Monti. Mi ha detto cambia giatteria. La Cialda di Monti dal giovanissimo talento eccezionale Francesco Zanchetta e dal grande Giuseppe Barutti, uno dei più grandi violoncellisti. Dicono i suoi colleghi sia il più grande violoncellista d'Italia. Buon ascolto. Grazie. Grazie. meraviglia della natura e dell'improvvisazione. Questa è la realtà. O il sogno vi desta e vi fa sentire un po' piccini, vicini a chi non sentite più.
Chi ve lo dice? Chi ve lo fa capire? Che questo non è altro che un danzetto ballato al gusto del cialdone e Jacopo.